Benvenuti a un nuovo appuntamento con Orizzonti, quanto mai appropriato il titolo per le conversazioni che seguiranno in questi tre quarti d'ora. Sono infatti i nostri ospiti. Pamela Rabaccio, alla mia destra, vicepresidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo, la dottoressa Silvia Marchi, con la quale parleremo anche di nuova immigrazione. Accanto alla dottoressa Marchi c'è l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, e quindi abbiamo anche Giacomo Ferrara, che è referente della rete Giovani FVG Europa. Grazie a tutti per essere appunto intervenuti. Noi parleremo dell'attività dei Giuliani nel mondo, cercheremo di capire quelli che sono gli orizzonti dei Giuliani nel mondo, ma soprattutto avendo anche per la prima volta dopo parecchie volte che abbiamo affrontato questo argomento, avendo anche la presenza di due giovani, possiamo anche inquadrare la questione dal punto di vista delle nuove generazioni. Io direi che per dovere anche di cavalleria, se vogliamo, partiamo dalla vicepresidente dei Giuliani nel Mondo, Pamela Rabaccio, per indicare, quantomeno per iniziare, proprio qual è l'attività dei Giuliani nel mondo. È intuibile, però è meglio, come dire, sottolinearla una volta di più. L'Associazione Giuliani nel Mondo è un'associazione riconosciuta dalla Regione che si occupa in particolar modo di mantenere i contatti con coloro che sono emigrati principalmente attorno agli anni 50 e hanno mantenuto i contatti anche con le seconde generazioni. Oltre a questo filone storico, che forse è più conosciuto, negli ultimi anni ci stiamo occupando anche della nuova, non immigrazione, ma mobilità, in particolare in Europa dei giovani, e oggi sono contenta che affronteremo questo tema proprio con i due diretti interessati. Allora, solo Roberti, non è un caso, no, che la Regione abbia una delega proprio per i rapporti anche con i nostri corregionali, credo sia l'esatta, con i corregionali all'estero. Corregionali all'estero. Sì, non è un caso. La regione Friuli Venezia Giulia è una regione che tradizionalmente, da sempre, dà molta attenzione al fenomeno dei corregionali all'estero. Questo perché il Friuli Venezia Giulia è sempre stato una terra di forte migrazione, che è avvenuta ad ondate con caratteristiche differenti. Adesso, in questo momento, la vicepresidente dei Giuliani nel Mondo, la Pamela Rabaccio, raccontava di come l'Associazione dei Giuliani nel Mondo in particolare faccia riferimento a quelle ondate migratorie degli anni 50, che evidentemente afferiscono a un periodo storico in cui l'Italia perde sostanzialmente l'Istria, Fiume e la Dalmazia, tutta quella parte di popolazione è costretta a spostarsi, molti sono venuti in Italia, molti in Friuli Venezia Giulia e Trieste, tanti altri sappiamo bene che sono sparsi in tutto il mondo. Ma non c'è solo quello, perché noi in Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo 7 associazioni riconosciute dalla legge, che hanno delle peculiarità molto diverse. Pensiamo all'immigrazione che c'è stata, la forte immigrazione che c'è stata in tutto il Friuli, in particolare dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo è stato fronte della Prima Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il terremoto in Friuli. Ci sono state delle ondate migratorie fortissime in cui sostanzialmente si scappava da un territorio non a causa di una guerra, ma a causa di un territorio fortemente depresso, dove le opportunità di lavoro erano pochissime, dove c'era poca possibilità di trovare un'occupazione, dove c'erano aree veramente depresse della regione Friuli Venezia Giulia. E questo ci ha portato a cosa? Al fatto che le stime oggi ci dicono che più o meno tra prime generazioni, seconde e terze generazioni ci sono più friulani e giuliani all'esterno dei confini del Friuli Venezia Giulia che al suo interno. Cioè si parla di milioni di giuliani e friulani sparsi in giro per il mondo. E questo ovviamente ci ha dato la spinta, ha sempre dato la spinta all'amministrazione regionale di dare molto seguito a questo tema, con una doppia finalità, prima di tutto morale, etica. Dobbiamo qualcosa a chi è dovuto scappare da questo territorio, ma anche perché mantenere quel legame dà la possibilità di poter magari un giorno vedere qualcuno rientrare, perché comunque è legato da questo territorio, e di poter rientrare in Friuli Venezia Giulia e poter ritornare a vivere una regione che magari nel caso delle seconde e terze generazioni è molto diversa rispetto a quello che hanno lasciato. Poi negli ultimi anni sempre più, già la scorsa legislatura abbiamo cominciato a lavorarci, è nato un tema nuovo, è sorto un tema nuovo, si è spinto sempre di più sul tema del
non dell'emigrazione ma della mobilità, tanto di studio quanto professionale, che coinvolge tantissimi giovani ai giorni nostri. Però le motivazioni alla fine rimangono le stesse, l'obiettivo è sempre quello di creare il collegamento, mantenere il collegamento e dare la possibilità magari un giorno a chi vuole di rientrare. Allora, poi dopo vedremo anche appunto come si esplicita il ruolo della regione in tal senso, che deve, se ho capito bene, sia rivolgersi agli emigrati di vecchia generazione, chiamiamola così, un termine che forse non è elegante, sia poi anche occuparsi dei più giovani. Ora, tanto per capire anche le ragioni alla base della decisione di Silvia Marchi e di Giacomo Ferrara di lasciare il nostro territorio, lei mi sembra che sia anche ritornata poi per tutta una serie di ragioni. Vediamo un attimo giusto la vostra biografia in tal senso. Intanto lei quando è partita e dove è andata? Certo, sì, a livello di mobilità, nella mia esperienza ho iniziato presto perché alle superiori ho già fatto un anno all'estero negli Stati Uniti, quindi comunque una ricerca di confrontarmi con un qualcosa di diverso, trovare stimoli, ma ovviamente con l'idea già allora di rientrare. Quindi penso questo sia un po' il leitmotiv di tanti di noi che partiamo. Io sono andata quindi alle superiori, poi sono andata all'università con l'Erasmus, sì, in Michigan, quindi al freddo. Poi invece durante l'università ho fatto l'Erasmus. Sì, c'è da dire anche questo, chiedo scusa, non pensiate che si vada, che so, a Miami, a Los Angeles o a New York. Quello voleva farlo mio nipote, difatti poi è rimasto a casa. Si va in, si va in luoghi, io so di gente che è andata per esempio nel Nebraska, cioè si va dove è giusto per capire anche un po' meglio la realtà degli Stati Uniti, ma questo è un altro discorso. Assolutamente, e anche nel durante si formano delle reti degli italiani all'estero a fare un anno delle superiori, quindi quel senso di comunità, appartenenza, secondo me c'è sempre stato. E la seconda fase di mobilità invece è stata in Francia, dove ho fatto l'Erasmus per un anno e mezzo, quindi poi prolungato con una tesi, poi sempre rientrata, inserita anche nel mondo del lavoro in Italia, a Milano in particolare. Poi anche lì ho trovato un'opportunità, nata sempre con l'idea di rientrare, di andare a fare un periodo di scambio di 2 anni, che poi sul finire ho deciso di allungare perché il progetto su cui stavo lavorando e l'opportunità che si presentava mi suggeriva di rimanere un po' più a lungo. Poi è arrivato il progetto famiglia, abbiamo avuto una bambina di recente e quindi a quel punto, come penso capiti a molti, si ridiscute un pochino i capitoli e quindi si è deciso di rientrare. Sì. In Francia dove ha fatto? A Parigi invece, a Parigi, sì, questo, sì. E la nota, per condividere un aspetto anche positivo, anche il mio compagno ovviamente era a Londra e lui ha avuto una chiamata diretta per rientrare in Italia, quindi questo sentimento di rientrare voglia c'è sempre stato e adesso si è potuto insomma concretizzare per noi. Invece Giacomo Ferrara vive a Budapest, se non mi sbaglio. Corretto, Budapest. Grazie per l'invito. Anzi, dovremmo dire Budapest, perché se no il nostro amico Alessio Colauti si arrabbia. Budapest, sì, Budapest. C'è questa inflessione. Grazie intanto per l'invito, un saluto a lei e agli altri ospiti e a chi ci segue da casa. Io mi sono trasferito a Budapest 9 anni fa, alla fine del 2015, un po' all'improvviso. Mi stava un po' stretto il mondo del lavoro in Italia, i soliti concetti, credo che poi magari anche li affronteremo, mobilità del mondo del lavoro, meritocrazia, e così ho deciso di fare una follia in un periodo di riflessione dove avevo ricevuto un'offerta lavorativa all'interno dell'azienda dove già mi trovavo, secondo me non congrua, ottima dal punto di vista delle responsabilità, ma come compenso economico e stabilità di contratto assolutamente no. Ho avuto questa fase così di riflessione, ho deciso di accettare l'invito di un amico magiaro che conoscevo da prima, che mi insisteva: vieni a Budapest, devi visitare, bellissima. Diciamo, adesso io esagero, non sapevo neanche dove posizionarla sulla cartina geografica Budapest, quindi ho detto ma sì, andiamo. E stando lì ho visto insomma una città molto, molto vibrante, molto attiva, gli ho sottoposto alcune perplessità, ho iniziato a dirgli: guarda, sto valutando di fare un'esperienza all'estero, a me piacciono paesi che io chiamo un po' più genuini ancora dell'est Europa, area dei Balcani.
non vi dico un segreto se confesso che gli ungheresi insomma hanno un po' di spocchia nei confronti dei loro vicini di casa, e quindi mi detto no, ma dove vai? Ma vieni in Ungheria, è pieno di italiani, posto bellissimo, ti divertirai, pieno di opportunità. Allora io lì l'ho deciso un po' di sfidarlo, ho detto fammi vedere queste opportunità. Abbiamo mandato il mio curriculum, l'abbiamo caricato su alcuni siti con offerte di lavoro, e 10 giorni dopo ero in Ungheria con un contratto in mano, e da lì è cambiato tutto, è iniziato un altro capitolo della vita. E se posso chiedere, l'intenzione è quella di rientrare o forse no, mi pare di capire al momento? Beh, diciamo io ho un limite personale dell'organizzazione della mia vita, non programmo nulla, infatti sono andato con lo spirito di chi, ma sì, sto 6 mesi, un anno e mezzo, sono diventati 9, come ho detto, e ho un altro limite personale che forse mi accomuna con la collega Silvia. Mi viene difficile immaginare di portare dei bambini dal pediatra piuttosto che a scuola in un paese diverso dall'Italia, bambini che ancora non ho, infatti sono fuori. Allora, parliamo adesso della vecchia migrazione, no? Anni fa, 22 anni fa se non mi sbaglio, il Friuli Venezia Giulia era la regione italiana ospite del NIAF, più o meno la stessa situazione che verrà a crearsi fra meno di un mese, tra l'altro, esatto, se non mi sbaglio, no? Perché credo sia la prima settimana di novembre. Sotto le elezioni, quindi andiamo negli Stati Uniti in un periodo particolarmente curioso ed interessante. In quella circostanza, per tutta una serie di ragioni delle quali fra l'altro sono anche all'oscuro, tutti i giri che ci portarono a fare negli Stati Uniti non comprendevano un incontro con i giuliani nel mondo, ed è una sensazione che io ebbi subito di mancanza, perché mi sarei rimasto molto curioso di confrontarmi con loro, di raccogliere anche le storie, eccetera. Mia zia fa parte dell'immigrazione triestina in Australia, ancorché lei vi è rimasta per un periodo di tempo non lunghissimo, ma produttivo, perché ancora ricorda, lei ha una scatola a casa dove ha conservato i primi biglietti del tram, le mappe che le consegnarono appena arrivata a Melbourne per muoversi, eccetera, e ne parla con grande, come dire, anche con grande emozione, per dire la verità. Fra l'altro visse in un posto dove girarono il film L'ultima spiaggia, per cui sono nato da quel punto di vista, la cosa emoziona anche me. Poi dopo ho pensato questo, bisogna, no, separare l'aspetto folcloristico dalla vita di queste persone nei paesi dove risiedono, no? In Australia, negli Stati Uniti o in altri posti. Noi forse siamo ancora legati per certi aspetti, questa è una domanda anche per Roberti, allo stereotipo di bello onesto immigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, che fra l'altro corrispondeva anche alla vita degli italiani in Australia in quel periodo. Quindi come si conservano il lavoro dell'associazione, chiedo, immagino sia quello di conservare le radici, di far sentire che queste radici ci sono ancora, soprattutto alle nuove generazioni, però senza necessariamente considerare le vecchie generazioni esclusivamente come una sorta di ambasciatori della giulianità nel mondo, pur essendolo. Beh, diciamo, interpreto questa domanda dicendo che negli anni sicuramente i triestini, i vari gruppi facevano gruppi tra di loro, proprio sentivano l'appartenenza territoriale. Adesso invece, andando all'estero, si sente il valore magari della corregionalità, dell'italianità, per cui insomma, all'estero le distanze hanno un altro valore. I ragazzi che rientrano quando li ospitiamo durante i soggiorni estivi riescono proprio a rivivere la storia raccontata dai nonni e sentono questo forte legame, quindi sentono il concetto di radice
che è un valore intrinseco, però è molto importante il viaggio della scoperta per ritrovare le proprie origini. Per quanto riguarda invece proprio l'impegno, Assessore, della Regione nei loro confronti, perché immagino non si possa non considerarli, adesso non vorrei usare dei termini tipo un avamposto del Friuli Venezia Giulia in quei luoghi, però ma credo che... ma lo sono. Questo a tutti gli effetti lo sono. Ma lo posso citare con dati concreti. Noi 2 anni fa eravamo nell'ambito delle varie missioni che il Presidente ha fatto negli Stati Uniti e che stanno producendo dei risultati direi importanti. Una delle prime c'ero anch'io ed è stato l'elemento dei corregionali all'estero, è stato proprio quello che ci ha permesso di aprire i primi contatti con gli imprenditori, per esempio, con famiglie di imprenditori che si sono trasferite negli Stati Uniti. Però per coltivare esattamente quei rapporti e per fare in modo che ci sia anche da parte loro la voglia, e sto parlando in questo momento solo delle seconde e terze generazioni, non sto parlando della mobilità di cui parlavamo un attimo fa, per tenere quei contatti e per fare in modo che abbiano anche la voglia di lavorare con il Friuli Venezia Giulia per l'Italia, per poterci portare anche quei contatti di carattere economico di cui parlavo prima, l'aspetto folcloristico non è secondario. Capito. Cioè queste sono persone che hanno bisogno di sentirsi parte di un qualcosa che hanno lasciato in Friuli Venezia Giulia, dentro i confini regionali. E quello si fa anche col folklore. Io prima dicevo che noi abbiamo, dall'inizio già della scorsa legislatura, puntato molto con le associazioni per fare in modo che si rivolgessero anche alla nuova immigrazione, a quella della mobilità professionale di cui stiamo parlando in modo specifico oggi. Ma questo non vuol dire tralasciare tutto il resto, perché è assolutamente fondamentale. Perché è vero che per una questione anagrafica noi sostanzialmente quelli che sono partiti non li abbiamo più, perché gli anni sono passati o ce ne sono comunque sempre di meno. Ma i figli e i nipoti di quelli che sono partiti in quegli anni ci sono ancora e sentono ancora il bisogno di Italia, il bisogno di Trieste, il bisogno di sentire parlare friulano. E questo lo vedi quando vai, come dicevo prima, a New York con l'incontro organizzato con tutta una serie di imprenditori che hanno origini nel Friuli Venezia Giulia, ma subito dopo la sera ti portano nella sede dell'associazione in pieno Queens, dove entri e ti ritrovi negli anni 60-50 a cantare canzoni friulane, loro, perché io purtroppo non le so, a cantare canzoni friulane con la bandiera friulana esposta su tutto il salone e ti raccontano, ti cominciano a parlare in friulano. E da questo lo capisci, ed è qualcosa di importante questo. E sapete perché è importante? Perché a me lo racconto sempre perché è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Prima si parlava dei viaggi che vengono fatti anche con i giovani. Ci sono varie iniziative. Una delle iniziative che facciamo è quella con il MIB di Trieste, si chiama Corso Origini, è un corso di specializzazione post laurea in cui vengono individuati dei giovani meritevoli di poter fare questo corso che ha come focus l'obiettivo di creare delle figure che possano essere di raccordo tra le aziende italiane, del Friuli Venezia Giulia in particolare, con i paesi di origine, da quelli provengono, e quindi per poter creare potenzialmente delle figure che possono ampliare e internazionalizzare l'azienda. Sta funzionando tantissimo, ormai ha più di 20 anni questo corso, ma la cosa che mi ha colpito è che un giorno c'è una ragazza che mi intervista su tutt'altro, mi fa un'intervista e alla fine dell'intervista mi fa: Assessore Roberti, ma noi ci conosciamo? E io faccio: lo guardo, da dove? Fa: 4 anni fa ho fatto il corso Origini, poi alla fine ho deciso di rimanere qua. Ho continuato a lavorare nell'azienda in cui ho fatto lo stage, ma poi alla fine sono rimasta a vivere qua e sto facendo un altro lavoro. E questo lo puoi fare soltanto perché a quella ragazza che è nata dall'altra parte del mondo, perché era del Sud America, del Friuli Venezia Giulia aveva soltanto la nonna che le avrà raccontato qualcosina, quindi poteva conoscere poco e in modo superficiale. Ma siamo riusciti a mantenere i contatti, le associazioni regionali ci hanno dato una mano a stringere quel legame, siamo riusciti ad attirarla qua per fare quel benedetto corso e alla fine è una ragazza di 30 anni che ha deciso, di meno di 30 anni, che ha deciso di rimanere in Friuli Venezia Giulia e ha deciso che il suo futuro è di nuovo qua.
Allora, poi dopo chiederò a Pamela Rabaccio anche un'altra curiosità che riguarda sempre ripeto, non so se il termine sicuramente non è elegante, ma quella che io definisco la vecchia emigrazione, perché anche su questo bisogna stare attenti. Però volevo chiedere sia a Silvia Marchi che a Giacomo Ferrara, ecco, forse Giacomo è più indicato per questo tipo di domanda, perché 9 anni di permanenza in Ungheria, voglio dire, significa una maggiore nostalgia delle origini, posto che logicamente adesso uno può, soprattutto insomma dall'Ungheria non è distante, ci si torna anche in auto, certo, presumo. Ma voglio dire, c'è la necessità di mantenere il contatto con le origini? Abbiamo riflettuto su questo con la rete dei corregionali in Europa proprio qualche giorno fa, l'evento del 4-5 ottobre che si è tenuto tra Udine, Pordenone e Trieste, e ci siamo resi conto che generalmente si parte abbastanza presto, diciamo dopo un percorso di studi come la laurea o dopo qualche esperienza di lavoro in Italia, e il primo periodo, i primi anni sono dedicati a stabilizzarsi, non voglio dire integrarsi, ma trovare il proprio spazio nel nuovo luogo di residenza, quindi io parlo ovviamente del lavoro, generalmente anche relazioni affettive, e dopo, do un numero così, ma insomma prendetelo con le pinze, diciamo verso i 30 anni, così il legame con casa inizia a essere richiesto, cioè ci si riscopre udinesi, triestini, italiani, stando fuori paradossalmente, magari si va via anche con un po' di fastidio rispetto a certe dinamiche, tipo quelle che ho descritto io per la mia esperienza. Dopo un po' di tempo si inizia a sentire bisogno, no, di quel gancio con casa, che anche se giustamente, come ha detto lei, è facile rientrare da molte località, Budapest è una di queste, però comunque si vive con un'altra lingua, un'altra mentalità, altre dinamiche. A volte reimmergersi in, diciamo, casa insomma, è qualcosa di necessario. Ecco, laddove invece la sua esperienza, che è incominciata addirittura nel periodo delle scuole superiori, dà l'idea anche di come sia cambiato parecchio rispetto non ai tempi quando io andavo alle superiori, perché lì è cambiato veramente, sembrano ere geologiche fa, ma proprio l'idea di Erasmus. Credo che per chiunque adesso frequenti l'università sia come posso dire, rappresenti un'opportunità, una necessità, quindi è già, come dire, fa parte del percorso di studi. Io non conosco nessuno che non abbia fatto Erasmus, a parte mia nipote che con lei ha detto io qua voglio, e ha trovato lavoro, devo dire la verità, ha trovato lavoro 10 giorni dopo essersi laureata, per cui insomma poi uno studia le strade che ha a disposizione e valuta anche a seconda di quella che è la propria propensione e disponibilità, però cambia, questo atteggiamento cambia già in età giovanissima, insomma, perché se lei è andata negli Stati Uniti alla fine delle superiori, non credo alla fine, ma penso l'anno prima, vuol dire che già sui 15-16 anni ha incominciato a ragionarci. Sì, esattamente. Sì, come l'Erasmus è ormai un programma che ha avuto tale successo che è veramente noto attraverso le diverse generazioni, eccetera, credo ci sia sempre più, siamo più interconnessi, siamo più esposti al diverso e quindi sembra tutto un po' più vicino. Quindi tanti ragazzi sicuramente si mettono in gioco fin da più giovani. Guardando al report che menzionava anche Giacomo adesso, quando l'avevo letto ero rimasta un po' perplessa da questo 16%, c'era questa domanda ai ragazzi che desiderano rientrare o si vedono rientrare in Italia dopo 3 o 5 anni, 16%. Ho detto, mamma mia, se penso al mio periodo a Londra, le chiacchierate serali nei pub quando ci si ritrova in comunità, quindi tanti italiani, a volte ridevamo dicendo il solito cliché, parli 2 ore di politica, lavoro e poi tutti quanti, allora quando torniamo regolarmente, quindi quel legame nella mia esperienza soggettiva c'è. Quindi sono andata a spulciare e poi ho visto che sì, c'è questo 16%, ma poi c'è un 51% di persone che hanno risposto seguirò le opportunità che mi si presentano. Capito. Quindi secondo me in realtà sicuramente c'è tanto lavoro da fare per
riportare indietro questi talenti, queste competenze che vengono create, ma c'è proprio un tema di fare un match fra le opportunità che le aziende cercano e quello che i ragazzi hanno da offrire. Quindi cerco di avere una lettura più positiva di questo 16% che letto così. Sono rimasta un po' pietrificata tenendoci alla mia città e alla mia regione, sapendo quante cose ci sono da fare. Quando lei è andata la prima esperienza negli Stati Uniti, lì magari era anche, desumo, virgolette, protetta in qualche modo dalla famiglia che lo ospitava, eccetera, però certamente significa essere distanti da casa e oltretutto anche frequentare, presumo, un sistema scolastico anche diverso dal nostro. Quindi credo che lì, per esempio, un ragazzo che affronta un'esperienza di questo genere, di che cosa ha bisogno? Che lo colleghi con casa, diciamo così? O basta il telefono per certi aspetti? Io credo che è più il motivo che ti porta a farlo, che ti guiderà. Quindi la voglia di mettersi in gioco in qualcosa di nuovo. Ci saranno delle difficoltà, come sempre, quando si fa qualcosa di nuovo, e il supporto, il network, la famiglia, gli amici con cui condividere e pensare che se ci sono difficoltà si supereranno e che non si vede l'ora di tornare a rivedersi per raccontarsi e arricchirsi vicendevolmente di quello che nel frattempo è successo. Quindi mi concentrerei sempre su quali sono gli obiettivi di quello che si può portare a casa dall'esperienza. Quanto tempo è stata quindi in Michigan? 9 mesi il periodo scolastico? In Michigan è stato fatto 1 anno e 7 anni adesso. Esiste il Michigan? Sì, cioè sembrano quei posti... A testa, meno 22 gradi il giorno del mio compleanno dei 18, me lo ricorderò sempre. Credo 22 bisogna ricordarlo. Esattamente. Meno 22. Qual era la città? Allora, un paesino, Granville, vicino a Grand Rapids, che è la seconda città più grande del Michigan dopo Detroit. Non c'è nemmeno un posto famoso nelle vicinanze. Detroit, ma forse non solo per buoni motivi. Sì, tra l'altro. Allora, invece volevo chiedere una cosa. Molti ironizzavano, e sbagliando tra l'altro, una ventina d'anni fa, quando la Carrà conduceva Carramba che sorpresa, eccetera, perché dicevano non è possibile che i legami, cioè che 2 cugini, che 2 fratelli, eccetera, non si vedessero per 40 anni, eccetera. In realtà non è così difficile, no? Perché per tutta una serie di ragioni era più difficile immaginare quella volta di venire in Italia da paesi distanti. Mia zia non è mai tornata in Australia perché un po' la spaventa, cioè è curioso, una che si è fatta 1 mese sulla nave dice ma a me un po' spaventano i 2 giorni di volo. Secondo me è più spaventata dal volo in sé che non dai 2 giorni di volo. Però voglio dire, c'è questa difficoltà, no, da parte soprattutto delle persone anziane di ritornare, e quindi quel programma sul quale, ripeto, molto si ironizzava, perché è logico che uno pensa, se io sono spettatore di quel programma e non vedo mia sorella da 40 anni, è facile che se mi chiamano vedo mia sorella. Poi Vianello una volta disse una battuta incredibile, secondo lui si poteva fare il programma in maniera un po' più cinica e dire lei non vede suo cugino da 40 anni, quello non lo vede più, ma quello è un altro discorso. Però voglio dire, non era così, fotografava una realtà quel programma, no? La realtà della difficoltà di incontrarsi. Al giorno d'oggi è difficile ritornare con la mentalità di 20 anni fa, quando i mezzi di comunicazione erano diversi. Non occorre tornare troppo Assolutamente indietro, sì. Se penso anch'io al mio 18° compleanno da sola in Australia, i contatti erano a 50 gradi probabilmente più che erano sì, a Happy Valley, il nome portava bene, però era freddo perché qui era caldo, lì era freddo perché dall'altra parte, quindi ho fatto 3 inverni di seguito. Le comunicazioni erano difficilissime. Io mi ricordo che per 3 settimane anche capitava che non telefonavo a casa, però mi è capitata una carrambata così per agganciarmi. In Australia si fanno 10 settimane di scuola e 2 settimane di work experience.
alla fine della prima settimana, al venerdì, c'è appunto il momento di ritrovo e mi si è avvicinata una ragazza, mi parlava in inglese, mi chiedeva appunto dove vengo. A un certo punto ha iniziato a parlare in dialetto assolutamente sì, mi ha invitato al Club Alabarda. È un'emozione bellissima perché, come raccontava l'assessore Roberti, entri in questo mondo dove anche gli arredi sono fermi ai tempi che furono ed è veramente qualcosa di impattante. E poi, rientrando a casa, abbiamo trovato dei collegamenti anche qui tra Trieste e Gorizia di amici in comune, per cui col senno di poi adesso diventa difficile credere come è possibile perdere i contatti. No, Eppure così non è era. così. Adesso però abbiamo la possibilità, e capita spesso, che seconde generazioni si contattano e così si riportano a galla vecchie storie familiari, quindi c'è lieto fine. Allora, parliamo adesso, concentriamoci, Assessore, sulla nuova emigrazione, cioè sulle opportunità e per certi aspetti anche sulle problematiche che affrontano i giovani che decidono di lavorare fuori dal nostro paese. Intanto si sente spessissimo sottolineare la necessità di fare qualcosa perché i cervelli rientrino a livello nazionale. Questo si sta facendo qualche cosa, ci sono dei numeri che ci dicono che siamo sulla buona strada ed esiste in tal senso una particolarità del Friuli Venezia Giulia, programmi particolari? Il tema è quello dei cervelli in fuga, sì, che secondo me non è un problema, nel senso che penso che per entrambi l'esperienza passata all'estero sia un'esperienza che vi ha arricchito dal punto di vista dello studio, dal punto di vista professionale, e secondo me va benissimo, va benissimo. Quello che non va bene, quello che dobbiamo evitare è far percepire a chi parte che partire è l'unica possibilità, e quindi non diventa più una scelta, non scelgo più di partire perché voglio arricchirmi dal punto di vista professionale, dal punto di vista accademico, perché voglio completare i miei studi da un'altra parte, ma fargli percepire quella come l'unica strada possibile, perché nel momento in cui facciamo percepire che non è l'unica strada possibile, a quel punto che parta pure, che si faccia la sua esperienza, perché saprà che qui in Friuli Venezia Giulia trova tutto quello di cui ha bisogno, che è un po' quello che mi ha fatto estremamente piacere, che hanno raccontato loro due. Chi con una famiglia già avviata, e congratulazioni per il bimbo, la bimba appena arrivata, o chi perché non ce l'ha ancora quella famiglia, ma dice già, mi viene difficile immaginare un futuro con una famiglia. E questo, guardate che è indicativo, perché la differenza rispetto alla vecchia emigrazione è che quelli erano costretti, perché non c'era nulla qua. Erano costretti e sapevano che dovevano correre il rischio di fare un salto nel vuoto, prendere una nave, farsi 20 giorni in nave da una parte o dall'altra, per provare a cercare qualcosa. E questo è anche il motivo per cui quei contatti si sono persi, no? Tornando al tema di prima della carambata, perché quella era gente povera che partiva senza nessun tipo di prospettiva, sperando di trovare qualcosa di meglio di quello che lasciava. Loro sanno che stanno andando via da un territorio, i ragazzi di oggi sanno che stanno andando via da un territorio che in questo momento ha un tasso di disoccupazione del 3,4%, il più basso in Italia. Siamo tra le regioni europee meglio della Baviera, che è sempre stata tradizionalmente la regione in cui c'è una minor disoccupazione possibile. Siamo a un tasso di occupazione oltre il 70%. In questo momento il problema del Friuli Venezia Giulia, del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, non è quello di non riuscire ad assorbire giovani, è quello di non trovarne. Quindi dobbiamo sempre garantire questo. Noi cosa abbiamo fatto in questi anni? Per esempio abbiamo messo in campo la legge sui talenti. C'è una norma regionale, la legge sui rientro dei talenti Friuli Venezia Giulia, che dà un contributo e prova ad andare in quella direzione. Un piccolo contributo, non stiamo parlando di cifre enormi, ma che serve per sostenere il giovane che decide di ritornare, il talento che decide di rientrare in Friuli Venezia Giulia per lavorare in Friuli Venezia Giulia. Ma così come queste ce ne sono tantissime di altre iniziative, e quello stesso convegno di cui si parlava prima, che era un po'
aveva lo scopo proprio di analizzare il fenomeno, capirne le cause, capire anche come riportare i giovani in Friuli Venezia Giulia e fare in modo che quel 51+16 possa rientrare, lo scopo era anche quello di analizzare cosa si può fare di più per farli rientrare in Friuli Venezia Giulia, ed è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tutta quella serie di convegni e tutta quella serie di manifestazioni che sono state raccontate prima. E su questo però, anche su questo, il ruolo delle associazioni secondo me è fondamentale, perché probabilmente la legge sul rientro dei talenti non la conosce nessun cittadino del Friuli Venezia Giulia, ma non la conoscono neanche all'estero. In questo senso possono essere anche degli ambasciatori, semplicemente raccontando che c'è un'opportunità in più. Perché uno decide di andarsene o rientrare? L'abbiamo ascoltato anche prima. La qualità della vita conta tanto, serve tanto. Possiamo andare a raccontare, grazie anche ai nostri circoli, che in Friuli Venezia Giulia l'asilo nido è gratis. C'è un contributo enorme con la dote famiglia, con la carta famiglia, che il secondo figlio, il primo figlio è il 50%, il secondo figlio è gratis, adesso abbiamo aggiunto altre risorse per il terzo figlio gratuito. Stiamo dando tutta una serie di sussidi e dando tutta una serie di benefici che valgono tanto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, tanto per quelli che rientrano in Friuli Venezia Giulia, che è mostruoso, e questo ci serve per incentivare un rientro, perché ripeto, la qualità della vita nelle scelte che poi uno fa contano. E a quel punto uno sempre più può essere incentivato a dire sì, voglio andarmi a fare l'esperienza nella multinazionale a Londra, però poi alla fine quasi quasi rientro a casa mia che sto meglio. Quanto conta, mi collego alle parole dell'assessore, nel periodo proprio di Erasmus? Allora io faccio riferimento sempre a quel filibustiere di mio nipote che è andato a fare l'Erasmus a Francoforte. Comunque, per farci una risata, prima si parlava di Erasmus, università, superiori Erasmus, adesso è arrivato anche alle medie, fanno il mini Erasmus. A scuola di mia figlia hanno proposto il mini Erasmus, ma vabbè. Infatti lo nascondiamo perché non ne parliamo minimamente. Però ecco, per esempio, mio nipote, quando faceva Erasmus a Francoforte, raccontava appunto tutti i benefit, mettiamo così, che lui come studente, ripeto, a Francoforte aveva. La narrazione, mettiamola così, termine che io proprio detesto, ma comunque funziona purtroppo, la narrazione dice che il pensiero che gli italiani hanno, soprattutto da giovani, e si instaura anche nelle famiglie, dice se uno ha da studente tutti questi benefit, è perché dovrebbe tornare nel nostro paese. Voglio dire che voi lo sappiate, è una narrazione generalizzata oppure no? Perché il rischio è quello, no? Che ad una certa età uno va fuori, si trova ad avere effettivamente delle opportunità che da noi non si pensa esistano, ma in realtà comunque ci sono, non fosse altro il fatto degli abbonamenti agli autobus, credo, se non gratuiti, comunque scontatissimi, eccetera. Però c'è questo rischio, no? Sono gratuiti, sostanzialmente. Gratuiti, ecco. C'è questo rischio però, no? Che si dica, boh, vabbè, ma tanto che torna a fare? Sicuramente ogni esperienza fatta all'estero si notano degli aspetti positivi e inevitabilmente si va a paragonare con la propria esperienza diretta. Rimane il fatto che comunque sempre paragoni in città magari molto grandi, molto più costose, bisogna vedere se poi complessivamente... Sì, perché può essere che magari non corrisponda... Sì, ragionamento simile che si pone poi nel mondo del lavoro in una città come Londra, fino a che punto uno stipendio effettivamente molto più alto va di pari passo con acquistare una casa in una città quale Londra, quindi sì, guardando nel dettaglio bisognerebbe vedere un po' caso per caso per fare... ragazzi con posizioni anche, non voglio dire apicali, ma comunque di un certo rilievo in alcune società che comunque convivono con altri 4 o 5 perché gli affitti sono spaventosi per quanto concerne Londra. Quindi ritorna anche al discorso fase da studenti, diverso la fase da lavoratori indipendenti, diverso la fase in famiglia, però per confermare comunque da quel che ho potuto vedere anche molto direttamente con il mio compagno esistono questi esempi virtuosi, perché lui adesso ritorna da professore in urologia, ha dedicato tutta la carriera in 4 paesi per diventare autonomo, indipendente, usare il robot, e
e si è creata la situazione per cui è arrivato il robot a Trieste e adesso è stata creata l'opportunità per mettere al servizio tutto quello che ha imparato. Quindi sicuramente questi esempi ci sono, diciamo nell'immaginario viene sempre voglia di pensare, portiamo indietro quante più persone possibile, sapendo che c'è un mismatch, perché ovviamente l'esigenza c'è, dall'altra parte le persone vorrebbero, ma è difficile incanalare, trovare i canali per informare tramite la regione o a livello italiano i ragazzi all'estero, un po' dappertutto, di quello che effettivamente succede sul territorio. È una sfida complessa. Sì, io non vorrei rovinare questo quadretto quasi floreale, cioè non vorrei che passasse il messaggio che siccome non si parte più con la valigia di cartone, in qualche modo non ci siano dei sacrifici. I sacrifici ci sono anche molto importanti e probabilmente come Friuli Venezia Giulia siamo anche un po' un mondo a sé stante, cioè se guardiamo il sistema Italia, lo sappiamo, ci viene ripetuto nei telegiornali a ogni piè sospinto, gli stipendi, il valore reale degli stipendi è diminuito negli ultimi decenni, quindi sì, anche la Regione può mettere in piedi tutta una serie di iniziative, però fa parte di un contesto nazionale che, spero di non scontentare nessuno se dico che non è che gode della stessa salute che godeva quando i nostri genitori avevano l'età che abbiamo io e Silvia. Io credo che un fattore da tenere in considerazione, che è difficilmente misurabile con i numeri, però se ne vedono le conseguenze, è il fatto che la generazione dei nostri genitori, magari partendo da un punto inferiore rispetto al nostro, però aveva una prospettiva di miglioramento, sapevano che ogni giorno, ogni anno probabilmente avrebbero migliorato un po' la loro condizione. Oggi chi ha la nostra età, io ho 34 anni, questa percezione non ce l'ha in Italia e quindi da qui forse anche nasce l'esigenza di tanti di uscire, non perché sia più facile, ma perché magari accettando dei sacrifici, dei compromessi, si hanno delle opportunità migliori. Noi dicevamo, il convegno che è stato stracitato ormai, non si emigra più per necessità ma per opportunità. Il sacrificio non è poi così diverso. No, sì, la mia non era l'intenzione quella di dire che non ci sono sacrifici, cercavo di far capire che erano due situazioni e sono due situazioni molto ma molto diverse, cioè quelli che partivano con la valigia di cartone non avevano nessun altro tipo di possibilità, quindi dovevano andarsene per forza di cose, perché era un territorio in cui non c'era da mangiare, cioè noi stiamo parlando di un Friuli da cui si partiva, dove non c'era da mangiare, dove non si riusciva a sopravvivere. Stiamo parlando di quelle ondate di immigrazione. Quando parliamo dell'immigrazione giuliana, degli anni dell'immediato secondo dopoguerra, stiamo parlando di chi si è ritrovato senza casa, ma letteralmente senza case e senza ogni avere. Quindi è chiaro che stiamo parlando di uno, ma questo ovviamente non mette in dubbio il fatto che ci siano dei sacrifici per chiunque parta, perché anche voi l'avete scelto, ma l'avete scelto rinunciando a tutta una serie di cose, prima di tutto a casa vostra, alla vostra famiglia, ai vostri affetti, dovendo ricostruire dall'altra parte, nei luoghi dove siete andati, una vita sostanzialmente da zero, perché immagino che non conoscevate sostanzialmente nessuno, quindi i sacrifici sono enormi. E per questo dico, ha un valore fondamentale quello che avete fatto, ha un valore fondamentale perché siete, chi tornato o chi magari un giorno tornerà, comunque cresciuti professionalmente, cresciuti umanamente, cresciuti dal punto di vista culturale, siete arricchiti e siete tornati o magari ritornerete comunque arricchiti rispetto a quando siete partiti. Ma ripeto, quello che non dobbiamo far passare è il messaggio che qui non ci sia nessun tipo di opportunità, perché questo secondo me è sbagliato, cioè non dobbiamo fare attenzione, far capire esattamente che è vero, c'è un tema di perdita di valore reale d'acquisto per gli stipendi, cioè, si è perso il valore degli stipendi negli ultimi anni e abbiamo un problema da questo punto di vista, e questo è certo, è chiaro. Dopodiché appunto, quando uno mi dice vado a Londra piuttosto che vado a Parigi, non può dirmi che quello stipendio che riceve vale più di quello preso in Friuli Venezia Giulia. Questo probabilmente sì. A meno che non decida di vivere in estrema periferia, allora a quel punto la tua qualità della vita peggiora ulteriormente perché passi mezza giornata sui mezzi pubblici nel tragitto e comunque vivi in un ambiente sicuramente non gradevole come quello triestino. Ha preso appunti, sì, perché ormai... Sì. Diciamo che i ragazzi decidono anche di andare all'estero per motivazioni personali, quali il riscatto
Però è importante che una volta che hanno completato questo percorso sentono l'esigenza di tornare, per cui al di là delle retribuzioni più bassi sono consapevoli che in particolare sul nostro territorio, nel Friuli Venezia Giulia, comunque ci sono tutta una serie di servizi che permettono comunque di vivere serenamente in un ambiente ideale per le famiglie. Abbiamo visto tutte quante le manovre messe in campo dalla Regione, e è interessante anche vedere una volta in più che la Regione ha interesse a vedere il rientro di queste persone che comunque sono state formate, e sono state formate anche molto bene, visto che all'estero sono state apprezzate. Per cui diciamo che attraverso la collaborazione tra le associazioni e la Regione e la disponibilità di persone come Silvia e Giacomo, secondo me possiamo fare un lavoro di hub per raccontare qua da voi, spero presto, tante altre belle storie. Siamo rimasti nei tempi perfettamente, quindi dovevamo stare 45 minuti siamo stati. Grazie ai nostri ospiti, buon lavoro a tutti per tutte quante le vostre attività e grazie per essere stati con noi.